Venezia è un contesto, non è una cosa isolabile, perché è nata nelle acque speciali della laguna che non sono mare, mentre ora la laguna sta praticamente diventando un braccio di mare e questa è la morte garantita di Venezia. Una tragedia di morte galoppante incombe su Venezia. Indro Montanelli lo aveva già denunciato in un documentario televisivo del lontano 1969. Lo ricorda oggi il presidente onorario del FAI, Giulia Maria Crespi. I vertici nazionali del Fondo Ambiente Italiano sono qui, a Venezia, in occasione dell'apertura al pubblico di Casa Bortoli, recentemente donata alla Fondazione, e il giudizio sulla catastrofica settimana di acqua alta è molto severo e chiama in causa la classe politica degli ultimi decenni. La laguna, che una volta era in grado, di assorbire, di mitigare questi eventi che erano rari, ora non è più in grado di farlo e abbiamo potuto dimostrare da quando hanno cominciato a scavare i grandi canali. Ne vogliamo scavare degli altri? Per salvaguardare la delicatezza di Venezia, sostiene il FAI, occorre uno sviluppo speciale rispetto alle altre città e il bellissimo appartamento donato alla Fondazione da Sergio e Carla Bertoli nel 2017 sarà, oltre che visitabile su prenotazione, anche centro di confronto e approfondimento sul futuro di Venezia. Dalle finestre si ammira la Chiesa della Salute, che ancora non esisteva quando nel 1500 fu costruito questo palazzo. Da questa quadrifora si è visto il mondo e si è visto nel 1680 circa sorgere questo meraviglioso monumento che Venezia eresse in ringraziamento della fine della tragedia della peste. Oggi guardiamo questo monumento in un momento di un'altra tragedia, una tragedia che però può andare avanti e può anche peggiorare.